Alessio, grazie. Allora, cominciamo anche noi con le formazioni di questo impegno del Caldiero che sta davvero stupendo tutti quanti. Il Caldiero che è al sesto posto in classifica, addirittura al quinto posto dopo la vittoria con l'Union Clodiense, è in piena bagarre playoff la squadra termale con 51 punti in classifica. Questa è la classifica: Trento 69, Manzanese 56, Arzignano Chiambo 55, Union Clodiense Chioggia Sottomarina 54 e Caldiero a 51 con il Charlins Muzzane. Piena zona playoff per il Caldiero, che è la sorpresa, Stefano, di questa stagione. Sì, penso che al secondo anno di Serie D non se l'aspettava quasi nessuno, dico. Una stagione da fare per la salvezza, tranquilla, a giocarsi i playoff a poche giornate dalla fine, penso che sia un motivo di orgoglio per tutti. Orgoglio assoluto per il presidente Filippo Berti, che è stato in grado negli ultimi anni di plasmare questo tipo di progetto. 2018-2019 la finale di Coppa Italia Dilettanti in eccellenza, poi le 2 stagioni consecutive in Serie D, la scorsa terminata anzitempo per l'espandersi della pandemia. Quest'anno invece questi playoff che stanno a poco diventando poi un sogno per il Caldiero, mentre abbiamo sentito anche un Forza Caldiero vicino a noi. Stefano, cominciamo con le formazioni. Andiamo a leggere la formazione termale. Aldegheri in porta, classe 2003, poi in difesa 4-3-1-2 il modulo di partenza, Burato, Rossi, Baschirotto e Baldani, Zanazzi, Filiciotto e Viviani invece giocheranno in mezzo al campo, con Manarina alle spalle di Zerbato e Peli. È il miglior 11 possibile? Questo è il miglior 11 possibile. Bisogna far rifiatare qualcuno, qualche attaccante come Daniele Proc, Marcus Enze dietro. Bisogna che hanno giocato domenica, oggi mercoledì è meglio che riposino per gli impegni futuri, insomma. E poi ovviamente manca anche Lorenzo Boldini, si è stirato la scorsa settimana. Speriamo di ricevere buone notizie nei prossimi giorni per quanto riguarda Lorenzo Boldini, che è stato un innesto davvero importante per questa squadra, centrocampista anche con un buon fisico. Lorenzo Boldini, che ha dato uno spessore in più al Caldiero di questo periodo. Leggiamo anche la formazione dell'Union Feltre che invece è impigliato poi nella bagarre retrocessione. L'Union Feltre, che in questo momento sarebbe al penultimo posto, è retrocesso in Serie D e sarebbe davvero la grande delusione di questa stagione. La squadra bellunese, leggiamo anche l'11 dell'Union Feltre: 3-5-2 il modulo di partenza di mister Zanuttig, con Cora Saniti in porta, in difesa Giacomazzi, Teso e Nonni, a centrocampo Tassotti e Toniolo sono i 2 giovani di questa squadra. Tassotti e Toniolo, uno 2002 l'altro 2003, che giocheranno sulle corsie laterali. In mezzo al campo Pettarin come play, con Miniati e De Carli mezze ali. Davanti Lorenzo Benedetti e Stefano Fantinato, che è l'ex di questa partita, è rimasto a Caldiero Stefano Fantinato fino al mese di dicembre, prima poi di accettare la corte dell'Union Feltre. Per Fantinato qualche difficoltà con la maglia del Caldiero, ma un ragazzo d'oro invece dal punto di vista umano. Stefano, Confermo Stefano, lo conosco anche personalmente, l'ho visto fatalità anche oggi a pranzo con la squadra. Un ragazzo sempre col sorriso, molto educato, è uno sportivo, e mi è dispiaciuto anche, insomma, quando ti si lega con certi giocatori, dispiace quando vanno via. Quando alla fine cambiano ovviamente area, fa parte del mondo dello sport. Le 2 squadre ci sono scese sul terreno di gioco, Caldiero in tenuta completamente blu, l'Union Feltre con maglia bianca con inserti verdi ed inserti rossi. Un po' particolare, Stefano, anche la maglia dell'Union Feltre, a dare così una rapida occhiata, con qualche sfumatura quasi di verde. Devo dire che è una bella maglia, particolare, sì. Particolare. Sono viste maglie molto più brutte, possiamo dirlo. quella dell'Union Feltre, che intanto ha posato per la foto di rito. Come detto, Caldiero in piena lotta playoff, l'Union Feltre che ha bisogno di punti invece per evitare la retrocessione, sì. Quindi ci aspettiamo davvero una partita piena poi di sorprese oggi pomeriggio qui allo stadio Mario Berti, ed anche parecchio intensa, perché la classifica mette in palio parecchio. L'arbitro dell'incontro è il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, assistenti
Milillo e Madzowski, Milillo di Udine e Mazzoschi di Bolzano. Immaginiamo origini polacche per il secondo assistente del signor Caruso. Comincia ora Caldiero Union Feltre. Buona visione ovviamente per tutti gli amici che ci stanno seguendo sulla nostra pagina Facebook, sul poi canale YouTube di Avelia HD. È cominciata Caldiero Union Feltre, prima rimessa laterale per gli uomini di Mister Soave, battuta lunga da Baldani che ha cercato poi Federico Peli, che era già pronto lì a fare la lotta, però è stato toccato questo pallone dal Feltre. Stefano, che partita ti aspetti oggi? È una partita difficile secondo me per entrambe, perché appunto il Caldiero, zona alta della classifica, zona playoff, deve cercare di vincere. Il Feltre però deve fare la partita più importante per loro, insomma, perché sono a 4 punti dal campo d'Arsego, una partita in meno, hanno bisogno di punti assolutamente loro. Vediamo cosa ci regala questa partita. Anche perché gli investimenti ci sono stati da parte del Feltre, poi tante voci in questo periodo riguardo al sodalizio bellunese che potrebbe unirsi, accorparsi al termine della stagione a Sedico e Belluno, quindi davvero un sodalizio poi che andrebbe a riunire sotto un'unica bandiera un polo molto importante per il calcio del Triveneto. Intanto questa palla lunga per Stefano Fantinato, che però sbaglia il controllo molto bene. Marco Burato, che ormai ci stiamo abituando a vedere sempre più terzino la Zambrotta. Marco Burato che sa giocare un po' dappertutto, è una delle fortune di questo Caldiero. Sono quei giocatori, Stefano, sai, anche allenatore, un po' di campo lo hai vissuto, che fanno sempre comodo in squadra, uno che sa fare tanti ruoli. È una persona che oltre a fare tanti ruoli ha tanta esperienza in campo, aiuta tanto anche parlando, detta i tempi, aiuta i compagni, soprattutto anche i più giovani, perché parlavo anche con i compagni più giovani, quale Bernardinello, che ha un rapporto particolare, che mi diceva comunque i vecchi, tra virgolette, aiutano sempre i giovani. Questa è una bella cosa, penso che sia uno dei punti di forza appunto di questo Caldiero. Poi ragazzo della Valdillasi, quindi anche legato esatto. a questo territorio, Marco Burato, uno che poi ha vinto tanto in Serie D, Arzignano e Virtus, per citare le due vittorie più recenti di Marco Burato. Intanto l'Union Feltre che recupera palla, c'è il servizio per il numero 3 dell'Union Feltre, Toniolo che scivola, va all'indietro a cercare il numero 6 Nonni dell'Union Feltre, che poi cerca questo lancio lungo, facile presa per Lorenzo Aldegheri. Andiamo un po' a ricapitolare anche l'atteggiamento tattico secondo me dell'Union Feltre, che come vediamo, Stefano, da queste prime battute gioca con abbastanza il 3-5-2, difesa a 3, con ovviamente poi i laterali che vanno ad abbassarsi, ad aiutare la squadra. Diventa quasi una difesa a 5, quindi anche parecchio comunque scorbutica una retroguardia di questo tipo. Sì, abbastanza chiusi, attenzione qua Zerbato viene fermato così. Loro sono partiti secondo me chiusi molto sulla parte centrale del campo, e vediamo anche ovviamente quali spazi poi concederanno. Caldiero che invece è in forma in questo momento della stagione, a maggior ragione dopo quello che è stato il grande successo in casa dell'Union Clodiense, i 3 punti che hanno proiettato il Caldiero al quinto posto, andando poi ad espugnare uno dei campi più difficili di questa categoria. Filiciotto apre il gioco sul settore di destra per Marco Burato, cerca questo lancio in verticale per Zerbato, arriva in anticipo Leonardo Nonni, classe 93, ragazzo con tanta esperienza di Serie D, soprattutto in Toscana. Leonardo Nonni, dimmi Stefano. Dovrebbe essere, no mi sbaglio, con Toniolo che ha fatto il primo gol la settimana scorsa. Ho sbagliato. Toniolo invece è il laterale, è il esatto. più giovane in campo, il numero 3 che abbiamo anche noi qui sotto sulla corsia. Primo gol poi in Serie D per un ragazzo giovanissimo del 2003. Toniolo ha segnato con l'Adriesa, anche se il gol non ha portato a nulla, perché poi l'Adriesa ha vinto la gara di domenica giocata a Feltre. C'è un fallo ravvisato dal direttore di gara Caruso, che è andato a fermare subito il gioco. Feltre in attesa del pallone per poi riprendere le ostilità. Ci sarà questo calcio di punizione dalla tre quarti di destra per l'Union Feltre. Arrivano anche forti
pure a noi le indicazioni di mister Zanuttig, che è il terzo allenatore del Feltre di questa stagione. Questo è sintomatico anche di quella che è stata l'annata, Stefano. È un po' lo specchio, insomma, di questa stagione del Feltre, una squadra che comunque ha investito tanto, però la classifica parla da sola, i tre allenatori parlano da sé come la classifica, insomma. Qualche difficoltà ovviamente di troppo lungo il percorso. Il calcio di punizione, batte l'Union Feltre, palla e c'è il gol. E c'è il gol del numero 2, Andrea Giacomazzi. Andrea Giacomazzi sigla il gol dello 0-1, a segno l'Union Feltre con Andrea Giacomazzi, difensore centrale dell'Union Feltre, che al quinto minuto di gioco di questo primo tempo sblocca la situazione. È bastato un calcio di punizione battuto da Giacomo Pettarin per Giacomazzi, l'incornata vincente, Feltre in vantaggio. Palla tesa in mezzo, è una bella punizione, ennesimo gol su calcio piazzato, possiamo dire, subito dal Caldiero. Non si è ben capito chi era in marcatura, però Aldegheri non poteva fare niente, ha tirato da dentro l'area piccola di testa, tanto forte. Di Giacomazzi, di Andrea Giacomazzi. Come si lavora sui calci piazzati? Come si lavora? Perché poi i gol, come giustamente sottolineavi, sono spesso arrivati in questo modo. Bisogna capire la situazione e cosa è successo, soprattutto bisogna analizzarla. Comunque è vero, è successo nel giro d'andata, il giro di ritorno, comunque il Caldiero, come ben sai Alessio, ne ha subiti molto meno di gol sui calci piazzati, quindi se non sistemati. Attenzione, palla dentro l'area con il cross di Curato, calcio d'angolo, il Caldiero che reagisce immediatamente a quello che è stato lo svantaggio, anche un po' sorpresa perché la partita era ancora abbastanza sonnacchiosa ed è arrivato invece il punto del vantaggio da parte dell'Union Feltre. C'è un calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra con Filiciotto, se non vedo male, che si incaricherà di questa battuta, quindi palla dentro di Alberto Filiciotto sul primo palo. C'è un tentativo fallo di Jacopo Rossi, poi si toccano le teste tra due giocatori in campo di Caldiero ed Union Feltre, credo il numero 3 Toniolo con Baschirotto, insomma la botta c'è anche stata. Jacopo Rossi per un attimo aveva un po' lasciato ingolosire tutti quanti. Terzo tempo quasi perfetto, sembrava da solo, invece è stato anticipato, penso, ho deviato il pallone. È stato poi anticipato nella mischia, esatto. Quando si accendono quelle situazioni con tanti uomini nella stessa zona, poi la palla diventa anche un flipper. C'è un calcio di punizione allora per l'Union Feltre, perché l'arbitro, il signor Caruso, ha fischiato un fallo credo a Baschirotto, poi invece nel contrasto sugli sviluppi del calcio piazzato ha fatto uscire anche Antoniolo li ha fatti uscire perché erano rimasti per terra, erano entrati sanitari, quindi da regolamento anche corretto farli uscire. L'Union Feltre che ha il piccolo trotto adesso prova a ripartire, ovviamente tanto importante il vantaggio dell'Union Feltre. Cambiano un po', Stefano, secondo te le dinamiche di questa partita? Cambia sì, perché adesso l'Union Feltre ha fischiato fuori gioco, intanto il direttore dell'Union Feltre deve fare la partita adesso. Il Caldiero deve recuperare, ma deve stare attento l'Union Feltre a non lasciare gli spazi, perché il Caldiero comunque ha dei giocatori importanti davanti. Conosciamo che sui contropiedi, se lasci gli spazi, possono far veramente male. Quindi vediamo. Più che altro adesso poi sarei costretto un po' a scoprirti per cercare subito di portare uomini densità lì davanti. Come al solito servirà quel punto d'incontro, quella razionalità giusta per non scoprirsi troppo, perché poi con Feltre abbiamo visto che qualche qualità in fase offensiva ce l'hai come sabato, come domenica scorsa, che oggi abbiamo preso gol i primi minuti, insomma. Domenica abbiamo preso il gol della domenica, insomma, questo tiro da 30 metri penso che è andato a togliere le ragnatele dall'incrocio per il giocatore del Chioggia. Oggi gran colpo di testa, perché è stato un bellissimo gol anche questo. Partenza in salita come è accaduto domenica, e speriamo sia di buon auspicio, perché poi ci ricordiamo tutti anche com'è finita la partita di Chioggia. Intanto Fantinato sulla tre quarti lavora bene il pallone, la salita di Toniolo sulla corsia, va Toniolo dentro, tocca Zanazzi, dovrebbe liberare l'area di rigore, poi Peli a dare una mano ai compagni. La palla non è facile da
da gestire per sembrava fallo, poi Baschirotto comunque si guadagna il rinvio dal fondo. C'è anche un po' di vento, Stefano, un po', sì, se può dare fastidio. C'è un po' di vento, sì, confermo, c'è una bella arietta primaverile. In campo un po' fastidio può anche darlo questo vento, come magari vedete ci sono le bandiere poi che ci indicano anche la direzione del vento in questi minuti. Intanto Burato che cerca a lungo per Zerbato, forse spinto da dietro, leggera spinta da parte di Nonni. Caruso per il momento non esatto, è già il secondo o terzo fallo che non fischia su questi interventi, su queste spintarelle a metà campo che possono essere sanzionate tranquillamente secondo me, però un arbitraggio all'inglese ci sta, dai. Caruso di Viterbo, è giusto anche prendere secondo me confidenza con quello che è il metro arbitrale del direttore di gara. Come diciamo spesso, serve poi la coerenza nel metro arbitrale. Se l'arbitro poi decide di non fischiare determinati tipi di contatti, poi deve non fischiarli fino alla fine, e poi allora tutti sono contenti. Intanto Manarin che cerca questa giocata sulla corsia per Baldani, un po' in ritardo Baldani, colpisce l'avversario. Sì, ha fatto un intervento Baldani che era in ritardo, ha provato a mettere la gamba sperando in un contrasto favorevole, invece è stato bravo il difensore a spostare il pallone e a subire il fallo. È rognoso adesso da scardinare poi l'atteggiamento dell'Union Feltre, come ha detto, difensori che si chiudono giocando con i 3 centrali e con i 2 laterali molto, molto bassi, poi di spazi non ce ne sono poi così tanti. Serve magari anche una giocata di talento, qualche 1 contro 1, qualche possibilità di saltare anche l'uomo. Invece recupera palla ancora l'Union Feltre, palla gestita dal numero 10 Mignati. Serve Fantinato verso Benedetti, ma sbaglia tutto anche Lorenzo Benedetti, che è il miglior marcatore di questa squadra, il numero 9 dell'Union Feltre, ha segnato 15 reti in questa stagione. Lorenzo Benedetti, giocatore che ha giocato in Lega Pro con il Viareggio, poi anche tanta Serie D, un paio d'anni con la Pianese, con cui ha vinto il campionato toscano. Lorenzo Benedetti a Feltre in questa stagione sta facendo anche bene, una delle poche note positive di quella che è stata una stagione fino a qui un po' difficile per l'Union Feltre. Adesso questo calcio di punizione con Alberto Feliciotto sul punto di battuta. Manarin riceve palla, si gira, ma di spazi non ce ne sono compatti dietro quelli del serve secondo me calma e sperare che Lorenzo, Manarin o lo stesso Peli estraggano il coniglio dal cilindro, come si suol dire, Alessio, però è lunga ancora, è tanto lunga. Siamo appena al minuto 12 di questo primo tempo, è parecchio lunga questa partita allo stadio Mario Berti. Palla gestita da Nonni sulla fascia per Toniolo che scappa via Burato, poi per fortuna non si intende con Mignati, allora il pallone termina direttamente sul fondo con Aldegheri. Lascia scorrere. Bravo questo Toniolo, questo ragazzo del 2003, molto, spinge bene, per essere un giovane sa proporsi, punto l'uomo, si sapeva che era un bel giovane, comunque un bel giocatore. Francesco Toniolo, classe 2003. È anche raro vedere il 2003 in campo in Serie D, oggi ce ne sono invece ben 2, perché oltre a Toniolo c'è anche il nostro Lorenzo Aldegheri. A proposito di buoni giocatori, si è distinto parecchio quest'anno Lorenzo Aldegheri, Stefano. Sì, insomma, al debutto in Serie D ha parato un rigore, ne ha parati altri 2 a seguire durante la stagione. Lorenzo è un ragazzo d'oro, oltre ad essere un grande atleta, e complimenti a chi l'ha portato. Assolutamente sì, complimenti alla società a credere in questo ragazzo, che era anche terminato insomma non in categorie non così lucenti, e che poi ha avuto la forza invece di risalire, nonostante quella che la scardinare il posto, scardinare è un brutto termine, però portare via il posto, insomma, è così. A Tebaldi non è facile, in una categoria così, con un giocatore come Tebaldi, che stava facendo molto bene anche lui comunque quest'anno. La società ovviamente poi anche con la regola dei giovani ha dato anche spazio a
Lorenzo Aldegheri, ed è stata ripagata perché era un ragazzo anche parecchio stimato ormai anche da tutti gli addetti ai lavori. Intanto questa rimessa laterale per il Caldiero che prova a proiettarsi in fase offensiva alla ricerca poi del gol del pareggio. Andiamo a ricapitolare la situazione con il gol di Giacomazzi per il Feltre dopo appena 5 minuti. Intanto il numero 5 Teso lancia a lungo questo pallone, viene gestito ora da Stefano Fantinato, l'ex di questa partita, che si guadagna una rimessa laterale a favore dell'Union Feltre, anche in palla. Sì, Stefano ha sbagliato un primi 2 palloni, un paio di appoggi facili, però dopo si è messo a fare quello che conosciamo, sa fare, coprire palla, fare la sponda e sa verticalizzare bene, palla al piede, quindi diciamo che uno come Stefano Fantinato fa le fortune dell'attaccante che ha vicino. Occhio invece ad Aldegheri, che però subisce fallo. Pallone abbastanza inopportuno secondo me quello che gli era stato recapitato. Aldegheri ha dovuto sudare qualche camicia. Non è la prima volta. Per spazzare via. Con il Belluno c'era costato carissimo un errore di questo tipo 2 gare fa. Esatto. Con Aldegheri che aveva steso l'attaccante dopo un passaggio anche in quel caso non particolarmente famosa, tanto discussa ripartenza bassa. Poi utile alla squadra. Cosa pensi della ripartenza dal basso, Stefano? Dipende, va molto sul situazionale, direi. C'è il momento che va usata e il momento che non va usata. Dipende molto dalla situazione. Attenzione a proposito di ripartenza, Rosso. questo è un fallo Rosso. da ultimo uomo per il 5 dell'Union Feltre. Non vediamo il cartellino, e invece dà il rosso diretto al numero 5 ed è stato espulso Dario Teso. Gran movimento di Lorenzo che ha tagliato da dietro con un movimento, veramente un gran movimento, ha saltato l'uomo e l'ultimo difensore costretto a questo intervento. Certo. Bravo Lorenzo Zerbato, ovviamente il difensore che viene punito per essere stato l'ultimo uomo, ma questa è la regola e quindi Dario Teso, uno dei grandi anche protagonisti di questa partita, deve abbandonare il terreno di gioco e questa può essere una svolta interessante per la partita. Siamo al 18esimo, Dario Teso che poi è un leader perché ha oltre 250 presenze in Lega Pro, questo ormai giocatore anche datato, è caduto nella 75. trappola di Lorenzo. Gran passaggio mi sembra di Burato e Lorenzo ha saltato bene. Certo che dopo un quarto d'ora così è. Adesso ovviamente Caldiero che usufruirà di tanti minuti con l'uomo in più e quindi è da sfruttare la situazione. Speriamo che il Caldiero vada a sfruttarla subito con Baldani, Viviani e anche Filiciotto. Se non vado Razzanti e Peli invece sul punto di battuta con Baldani. Qualche anno che non segniamo su punizione adesso. Vediamo Peli che prova una conclusione sul primo palo ma va altissima la conclusione di Federico Peli, che era partito tanto aggressivo sul pallone. Di solito quando parti così il pallone poi lo alzi. Il solito discorso quando si battono queste punizioni qua o la batti tesa e bassa, come è successo a Rossi qualche settimana fa, che con lunga rincorsa poi la palla la tieni bassa, a giro così è sempre un rischio. Bellissimo se prendi la porta 9 volte su 10 gol, però rischi sempre di mandarla alta. Intanto c'è un cambiamento della difesa dell'Union Feltre perché si è abbassato Tassotti, che è il numero 7 dell'Union Feltre, centrocampo sono messi a 4 ovviamente sembra. A 4 perché il numero 8 Francesco De Carli è andato a fare il difensore, praticamente il laterale di fascia, e Toniolo è rimasto sulla propria fascia. Adesso in mezzo ci sono Pettarin e Miniati, a un 3-4-2 ovviamente dopo l'espulsione di Dario Teso. Espulso Teso e adesso ovviamente è cambiata la partita. Adesso Manarin, la palla dentro, c'è la chiusura della difesa del Feltre, prova ad arpionare dentro l'area Peli, vediamo se salva Burato, non ce la fa. Niente. Poi il numero 6 Nonni è andato a lanciare il pallone al di là della recinzione, secondo me in maniera abbastanza gratuita. Però di palloni comunque ce ne sono a Caldiero e quindi non ci sono problemi per riprendere questa partita. Sì, al 19esimo minuto mi sembra un po' presto per cacciare il pallone fuori così, ma magari non è stato volontario.
Certo che il Caldiero adesso deve, come dicevamo prima, giocare con calma, che c'è tutto il tempo per recuperarla e soprattutto si è liberato qualche spazio dietro, poi loro giocando praticamente a 5 è richiuso, adesso hai qualche spazio in più. Anche se saranno ancora più chiusi adesso i giocatori dell'Union Feltre. Intanto Zerbato dentro l'area di rigore, un paio di movimenti per cercare di passare, ma non ce la fa Lorenzo Zerbato, che comunque mi sembra parecchio in palla. Manarin, palla al piede, si va da Baldani, attenzione a Viviani che trova Manarin, ma c'è anche la chiusura di Tassotti che deve riciclarsi e capire immediatamente il nuovo ruolo. L'esterno prima sul settore di destra, adesso diventa il terzo di destra invece di difesa. Burato, palla larga per Lorenzo Zanazzi, Zanazzi sulla corsia per Burato in mezzo, occhio perché la palla viene riciclata dentro l'area con Zerbato che forse controlla con il braccio, però ci siamo, stiamo salendo molto e stiamo anche alzando il baricentro. Bisogna continuare così, secondo me, a mio avviso personale, bisogna cercare Manarin al limite, che insomma conosciamo tutti quanti, con Lorenzo possono fare veramente delle belle giocate. Bisogna continuare così, adesso stiamo sfruttando molto la fascia di destra con Burato e Zanazzi e quindi a sfruttare anche il gioco sulle corsie, ovviamente poi riuscendo anche a sfondare nell'1 contro 1 si aprono tanti spazi con il Feltre in 10. Zanazzi sulla fascia, prova a saltare Miniati, poi si arresta Zanazzi, si va da Manarini in mezzo, tocca a Zerbato. Quello che abbiamo detto prima sulla linea dell'arbitro di oggi, che questi falli qua non li fischia, quindi bisogna capirlo in fretta, magari anche essere un po' più magari ruvidi del solito oggi, vista la direzione arbitrale. Burato, Zanazzi, sempre corsia di destra per Zanazzi, scontro con il giovane Toniolo, va dentro Zanazzi, occhio perché il pallone quasi rimane a disposizione di Viviani, poi il Feltre riesce ad impossessarsene con Miniati, lancia lungo, ma il Feltre è già tutto dietro e siamo appena al 20° di questo primo tempo. Canovaccio della partita che è già abbastanza chiaro. Intanto Manarin che è questo che ci serve da Pettarin, e questo è un calcio di punizione tanto interessante. Mi viene da dire zona Jacopo Rossi. Viene da dire la prima cosa è trovare la porta. Esatto. Questo calcio di punizione. Intanto inquadriamo i pali, che ovviamente serve nel gioco del calcio, e poi di soluzioni ne abbiamo finché vogliamo. Feliciotto è già lì che sta contando i passi, secondo me Alberto Feliciotto. Quest'anno per lui un palo e una traversa su punizione. A Trento addirittura aveva preso, a pochi minuti dalla fine, ha preso un palo abbastanza clamoroso con un portiere battuto. Feliciotto, Baldani e Burato. Anche il sinistro di Baldani non potrebbe fare. Chi decide di andare e magari anche sfatare questo tabù calcio di punizione che dura da tutto il campionato. Anche dall'anno scorso mi sa, Alessio. Sta durando davvero da tanto tempo. Caruso che va a sistemare la barriera. Adesso dovrebbe andare Burato. Va Burato, passa! C'è la parata di Corasaniti, il portiere del Feltre, che protegge il proprio palo ed è via in calcio d'angolo. E al minuto 23 siamo alla metà del primo tempo. Ti hanno ascoltato, Alessio, hanno detto l'importante è prendere la porta, ma c'è il portiere in porta che ha fatto una bella parata, si può dire, perché bravo, era difficile questa. Alberto Corasaniti, classe 99, è già il secondo anno all'Union Feltre. Va Burato in mezzo, Schirotto, terzo tempo perfetto, ma la palla è alta. Adesso stiamo collezionando occasioni da gol. Stiamo attaccando, a collezionarne davvero tante. Però adesso, come ho detto prima, anche adesso la punizione è nata da una giocata di Manarin. Sappiamo che salta sempre l'uomo e va sempre a cercare l'avversario. Bisogna continuare su questa linea. Il Feltre ancora ripari. No. Perché stava facendo fatica in fase difensiva. Secondo me va un po' ad equilibrare poi la squadra. Esce un attaccante, il numero 11 Fantinato, ed entra un giocatore che mi sembra vada a sistemarsi poi sulla linea di centrocampo.
Sì, mi sembra che tenga il difensore, il ragazzo che è entrato prima dietro a sostituire il giocatore espulso. Una sorta di 3-5-1. Esatto. Benedetti da solo davanti e poi tutti gli altri dietro È tornato a 3 dietro. È tornato a 3 dietro e è anche una mossa un po', insomma, 10 contro 11, tornare a 3 così è un po' coraggiosa, direi, o no? Sono ovviamente i pro e i contro in questa scelta, ovviamente però perde ancora peso offensivo l'Union Feltre, perché adesso è rimasto da solo Benedetti contro invece i nostri centrali, che secondo me oggi pomeriggio avranno anche più libertà del solito. Intanto Peli che allarga per Burato, un filo lungo, Burato prova a mantenere in gioco questo pallone, Zerbato va di testa, occhio perché la palla è ancora buona, Manarin cerca la sponda ma non c'è nessuno, poi Jacopo Rossi ad anticipare Lorenzo Benedetti, e Rossi in questo genere di duelli si esalta poi con le punte avversarie. Più battono duro le punte, più Jacopo si diverte. Viviani va il cross, però un po' basso questo cross. Allora palla che esce dall'altra parte, adesso si ritorna a ragionare. Sembra di essere al 90esimo Alessio, invece è passato, sono passati 20 minuti, 25 minuti. Diciamo che l'espulsione di Teso ha cambiato in fretta la dinamica di questa partita. Va Burato sulla corsia di destra, Burato si potrebbe appoggiare sulla fascia, invece va il cross, ma c'è l'incornata da parte del numero 3 Giacomazzi, l'uomo che fino a qui sta anche decidendo questa partita, perché ricordiamo il punteggio: Caldiero 0, Feltre 1. Sì. Anche se sta giocando ad una porta sola, però il gol è del Feltre. Dopo pochi minuti è preso un gol su punizione di testa da palla inattiva, bel gol. Il problema è che sembra sia saltato da solo, insomma. Adesso Peli sulla fascia per Luca Viviani che potrebbe servire alle spalle Burato, va il cross, c'è però Miniati, fallo, anticipare Lorenzo Zerbato. Caruso che se la prende con Filiciotto, che è stato il primo forse a protestare, anche forse quello più vicino, magari quello che ha sentito, esatto, che ha sentito meglio. È andato subito a redarguirlo il signor Caruso. Fallo di Zerbato su Miniati, Adesso il numero 10 di questa squadra. Continuiamo a mettere in mezzo palloni sperando di trovare una delle punte, però loro sono tanto chiusi e questo gioco qua può essere un'arma a doppio taglio. Abbiamo visto insomma anche ieri sera, magari l'esempio arriva anche dal calcio dei grandi, quanto è difficile contro una squadra chiusa di Torino trovare il gol. Ovviamente quando la linea difensiva è parecchio chiusa diventa parecchio difficile. Intanto un nuovo lancio lungo, è scivolato un uomo del Feltre, Zerbato che si guadagna una rimessa laterale. Il Feltre si è lamentato perché poi Zerbato nella corsa è andato ad incocciare la traiettoria di Miniati, ma per l'arbitro è tutto buono. Filiciotto si riparte da dietro, quello che dicevamo prima, se loro si alzano noi possiamo far male. L'espulsione è nata da una ripartenza nostra. Toniolo ribalta il fronte, ma si ritorna di nuovo a giocare verso la porta del Feltre. Viviani, Ignati va dietro da Corasaniti, che va al rilancio lungo per Benedetti, che adesso deve giocare spalle alla porta. Il numero 9 stavolta è bravo perché si porta via Filiciotto. Ignati, palla per il numero 8 del Feltre, Francesco De Carli. De Carli da Nonni, gira sulla corsia per Toniolo, fascia mancina con Bedin, palla al piede, cerca il limite dell'area Pettarino, occhio perché è buono questo assist per Benedetti, ma Benedetti ha mancato il pallone. Qui grande palla di Pettarin, sì, però ci ha graziato Benedetti. Non ci ha creduto Benedetti, palla che girava sul rimbalzo forse un po' irregolare, è andato in difficoltà, ma che palla di Benedetti. Pettarin è stato davvero molto bravo a servire Pettarin. Benedetti, palla lunga intanto verso Zerbato che fa la lotta con il numero 2 Giacomazzi,
per l'arbitro è fallo. Zerbato che si mette le mani tra i capelli. Non mi sembra particolarmente d'accordo Stefano Lorenzo su questa, No, su questa ma sai che decisione. a vederla non sembra che Lorenzo abbia agganciato il difensore, ma sia stato furbo il difensore a lasciarsi cadere in area. Forse anche per quello, ma adesso sono lì che scherzano, quindi Zerbato che però tira un urlaccio ai compagni di squadra, perché sarebbe ben importante trovare il pareggio secondo me prima del riposo per esatto, ma poi diventa dura. dare comunque un segnale a questa partita. Ribadiamo, siamo ormai verso la mezz'ora con il Feltre in vantaggio per 1-0. Intanto Manarin che è sulla tre quarti va a cercare Viviani, che cerca con la punta di battere Corasaniti. C'è la parata però del numero 1 del Feltre, però tutto molto bello con l'imbucata di Manarin e la punta di Viviani quasi ad anticipare il portiere. Almeno quella era l'idea, però è stato bravo comunque Corasaniti. Bellissima palla filtrante. Corasaniti si è fatto trovare pronto un'altra volta, perché è già la terza parata che fa, già il terzo intervento che fa importante. Portiere giovane, classe 99, come detto, secondo anno in Union Feltre, vivaio Cittadella per Corasaniti. Tanto Burato sulla corsia di destra verso Filiciotto. Filiciotto ancora sulla destra per Marco Burato, va il cross, Burato, occhio al secondo palo, ci sono un paio di maglie blu, la palla è lunga, allora deve rincorrerla Federico Peli. Federico Peli però trova spazio, vediamo se va dentro l'area, forse anche toccato sulla maglia, va ancora sul secondo palo dall'altra parte, ma stavolta il suggerimento è lungo per il nostro Marco Burato. Ha perso l'attimo forse Federico. Forse Federico Peli ha fatto il tocco in più. C'era Baldani libero sulla sinistra, che col sinistro forse era messo meglio per crossare da lì. Comunque ha messo una bella palla e molto difficile per Burato. Ripartiamo sempre a testa bassa con il punteggio che è di 0-1 per il Feltre. Siamo al minuto 31 del primo tempo. Occhio perché è ripartita la squadra bellunese. Baschirotto però chiude bene sull'avversario, ginocchio contro ginocchio, però si è preso una bella botta. Niente, ha detto gioca. Baschirotto che ha detto gioca. D'altronde è un ragazzo giovane che non molla mai. Invece il fallo di Pettarin, c'è tutto sul nostro Luca Manarin. Quasi da giallo secondo me Alessio, questo fallo qua, anche perché si è disinteressato del pallone completamente, non ha neanche guardato il pallone. L'intenzione era quella. Luca Manarin che si rialza, non protesta nemmeno più di tanto. Pettarin che è giocatore d'esperienza, classe 88, che Stefano ti do anche questo dato, ha vinto 3 campionati di Serie D con Mestre, Pro Patria e Modena, quindi anche società importanti. Sì, è un giocatore d'esperienza, si vede un po' il play di questa squadra. Tanto c'è un fallo ai danni del nostro Federico Peli. Primo fallo che fischia di questo genere l'arbitro quest'oggi, però era questo qua era, forse la spinta era leggermente più evidente rispetto alle altre, quindi è stato anche Caruso costretto poi a fischiare. Calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra. Luca Viviani si incaricherà lui di questa palla che arriverà nel cuore dell'area di rigore. Viviani fuori invece da Filiciotto che calcia, traversa con Corasaniti completamente battuto, e siamo anche tanto sfortunati però che questo tiro di Alberto Filiciotto, degno anche di categorie superiori, si è stampato sulla traversa a Corasaniti completamente fermo. Che tiro da fermo ha calciato da fermo Alberto e l'ha messa là. Peccato perché ha trovato la traversa. Sappiamo che Alberto di questi colpi ne ha tanti. Peccato davvero. Intanto occhio perché il Feltre ci regala un'opportunità con Federico Peli che può aggredire l'area di rigore. Peli che trova lo spazio al limite, ma viene murato da Miniati. Ma c'erano un sacco di uomini del Cagliero da servire. Forse la scelta peggiore in quella circostanza da parte di Federico Peli. Tanto Marco Burato di nuovo sulla destra, Zanazzi un po' debole, ma Viviani il cross lo mette lo stesso, ma è comunque
totalmente sul portiere, quindi uscita comoda. Tanto frettoloso secondo me Federico qua, perché erano 3-4 giocatori del Caldiero contro 2 dell'Union Feltre che stavano scappando verso la porta, a difendere la loro porta. Poteva gestirla meglio questa palla qua secondo me che provare un tiro da fuori area. 34esimo del primo tempo, punteggio di 0-1, ma si sta giocando a una porta sola dopo l'espulsione del numero 5 Dario Teso del Feltre, che ha costretto il tecnico Zanutting a cambiare anche modulo di gioco con l'uscita di una punta come Stefano Fantinato. Aldegheri, rilancio lungo, palla contesa, c'era un fuorigioco di rientro da parte del Caldiero, così ha segnalato l'assistente Lorenzo Zerbato mi sembra, sì, di Caruso, e quindi palla al Feltre. Stiamo lasciando spazio però lì, attenzione perché arriva la conclusione di De Carli che è molto debole, però sulla tre quarti non c'era nessuno. No, noi da quei tiri da fuori ultimamente non siamo molto fortunati, quindi meglio proteggere, esatto, la porta meglio di Aldegheri. Peli, in entrambi i casi non siamo fortunati perché Feliciotto poco fa aveva estratto un jolly meraviglioso, palla sulla traversa. Cominciano ad essere un paio anche le occasioni davvero nitidissime di questa partita. Qui secondo me l'arbitro doveva fischiare, invece lascia campo libero alla discesa di Nonni sulla sinistra. Leonardo Nonni che trova Benedetti, ha fatto tanta strada Nonni, occhio a Benedetti che cerca Nonni dentro l'area, giocano a due, per fortuna arriva Baldani. Dobbiamo ripartire veloci adesso È un po' scoperto Union Feltre. Zanazzi va in profondità da Lorenzo Zerbato che scappa via contro Pettarin, ma Pettarin ci mette il corpo, poi si getta un po'. L'arbitro non cade nella trappola. Bravo l'arbitro secondo me in questo tipo di situazione. Bravo anche Pettarin a chiudere su Zerbato, insomma, così entrata pulita al limite dell'area è sempre un rischio, poi con un giocatore come Lorenzo che lo conosciamo tutti. È stato troppo frettoloso invece Luca Viviani con questo scavetto quasi a superare subito la linea. Si sarebbe dovuto giocare ovviamente diversamente in questo caso. Viviani che invece va a rimproverare Lorenzo Zanazzi, che nel tentativo precedente era stato un po' lezioso, magari qualche tocco di troppo, e giustamente uno dei senatori del gruppo chiede di giocare a massimo 2 tocchi, soprattutto quando gli spazi sono intasati, la circolazione di palla deve essere veloce. Soprattutto con squadre chiuse come loro, perché adesso veramente il Feltre nel momento in cui il Caldiero passa a tre quarti va a chiudersi, non lascia spazi in aria, soprattutto Lorenzo, Zerbato e Manarin vengono subito pressati, vengono subito chiusi, quindi bisogna aver calma, ma adesso non troppa perché passano i minuti, 37 minuti, dobbiamo cercare appunto, come detto prima, di pareggiarla prima di finire il primo tempo. Occhio a Federico Peli, adesso può lanciare in profondità Zerbato, ma è un lancio impossibile per Zerbato. Anche Cristian Suave allarga le braccia perché questo passaggio doveva sicuramente essere calibrato meglio, era completamente solo Federico Peli. Poteva gestirla meglio anche questa situazione qua. Stiamo arrivando, Stefano, negli ultimi 5 minuti del primo tempo, punteggio come detto di 1-0 per l'Union Feltre. Qui allo stadio Mario Berti resiste la rete del quinto minuto di gioco di Giacomazzi. Tanto Baldani, foga eccessiva, viene punito dal signor Caruso. Calcio di punizione che permette al Feltre di respirare. Feltre che sta contando i secondi, intanto ha ammonito un componente della panchina del Feltre. Dietro l'allenatore, esatto, probabilmente il vice del signor Zanuttig, ha ammonito, e la panchina comincia già a protestare. Siamo solo nel primo tempo, questo la dice lunga anche sulla fatica che sta facendo il Feltre. Comunque si è fatta sentire fin da subito la panchina, comunque l'allenatore del Feltre si è fatto sentire fin da subito. In questo caso l'arbitro è andato
ad ammonire un componente della panchina. Paschirotto, Feltre già tutto dietro la linea della palla con il solo Benedetti a dare fastidio ai nostri difensori. Manarin che giustamente deve venire indietro perché serve anche la qualità poi nella ripartenza dell'azione. Lancio lungo verso Baldani che di testa sbaglia completamente e concede la rimessa laterale al Feltre. Non era una palla facile quella di Manarin, Alessio, secondo me. Bisogna cercare palloni, giocare la giocata più semplice in questo caso. Mancano pochi minuti a fine primo tempo, loro quando recuperi palla si chiudono, quindi ti lasciano anche il tempo di entrare in area. Bisogna sfruttare un po' di più i tempi. Filiciotto verso Luca Viviani, occhio dentro l'area, quasi passa il pallone. Peli trova l'opposizione di Miniati. Adesso riparte Bedin per il Feltre. Miniati è lì vicino. Benedetti, si va dal numero 8 De Carli, occhio perché il Feltre è dentro l'area con Benedetti, dobbiamo contenerlo, è stato bravo. Attenzione, Rossi, 2 volte da terra Jacopo Rossi, a livello di grinta davvero concede pochissimo, ancora sbagliano invece Peli e Baldani. Si scaldano Proc e Bernardinello. Credo che non stiano piacendo al mister né Peli né Baldani in questo finale di primo tempo. Infatti ha fatto scaldare Diego Bernardinello, che è un esterno sinistro, e Daniele Proc, che conosciamo, un giocatore che conosciamo tutti quanti, insomma. Proc che magari può essere utile negli spazi così intasati. Sì, può dettare i tempi e mettere un po' più di tranquillità, secondo me. Diciamo che se Peli è giocatore che si esalta negli spazi in profondità, Proc invece è un giocatore che anche nel breve può far bene, sì. Anche in spazi molto, molto ridotti, anche perché ha doti acrobatiche di giocata che magari possono essere utili in questa partita. Insomma, abbiamo visto i gol che ha fatto e gli assist che ha fatto, anche domenica ha fatto 2 passaggi, tutti e 3 i gol sono passati da lui, compreso quello di Manarin che ha fatto un gran movimento lui, quello di Zerbato che ha fatto un velo. Giocatore anche che sta bene, tanto Baschirotto deve arrivare prima del numero 7 Tassotti, che adesso sta giocando invece alto, quasi Miniati che è andato a fare il terzo difensore in questo finale di primo tempo insieme a Giacomazzi e a Nonni. Comunque Feltre che dopo l'espulsione ha avuto un 10 minuti ovviamente che ha sentito, adesso sta ritornando a fare la sua partita, ad attaccare, si sono inquadrati in campo. Stanno provando ovviamente a portare in porto questo primo tempo che sarebbe tanto importante per la squadra bellunese. Siamo a 3 minuti dalla fine di questo primo tempo, punteggio di 1-0 per il Feltre. Miniati controlla il pallone, il numero 10. Miniati cerca un suggerimento in avanti, ma c'è l'opposizione di Baldani, rimessa che però è per la squadra di Zanuttig, quando scorrono però anche impietose le lancette qui allo stadio Mario Berti. Palla sulla corsia, ma stavolta il tocco di ritorno di Benedetti non è un granché. Allora la rimessa sarà per noi, sarà per il Caldiero. 2 minuti ancora da disputare in questo primo tempo. Occhio perché Viviani, che brutta palla, un rischio enorme, è stato fortunato che forse ha sfiorato con il braccio Benedetti. Non ha avuto dubbi l'arbitro, quindi penso sia stata, era molto più vicino di noi. Esatto. Diciamo che però è andata bene perché non era un passaggio così utile in quel momento. Viviani per Manarin, occhio Manarin sulla 3/4, prova a mettere il turbo in area di rigore. Manarin fuori da Burato che può mettere il pallone dentro, attende però un po' troppo perché forse non ha visto compagni liberi. Adesso mette Viviani, Pettarin sulla destra, la palla diventa buona per Burato, occhio di nuovo in area di rigore. Filiciotto allarga per Federico Peli, ne manda 2 al bar, calcia e Corasaniti con il piede. Corasaniti con il piede, altro miracolo. è stato bravo perché era stato davvero efficace. Peli in area di rigore, aveva mandati a sedere 2, poi il destro sul primo palo
e Corasaniti con il piede. Corner, si va tutti dentro a saltare. Filiciotto, palla nel mucchio. Corasaniti contro Baldani. Si deve rialzare il portiere, anche perché non c'è assolutamente nulla. Secondo me fischia il fuorigioco invece. Si lamenta il pubblico di Fede Ospite di un fallo. Però sul portiere. Credo che nessuno abbia nemmeno toccato Corasaniti. Ma addirittura sembra che si sia scontrato con il suo compagno, che è andato a scusarsi quasi, no? 44. Però in questo modo perde almeno un'altra trentina di secondi Corasaniti. Il Feltre sta facendo il proprio gioco. Siamo ormai alla fine di questo primo tempo. Punteggio di 1-0 a favore della formazione ospite, nonostante quello che è stato il dominio poi nelle occasioni e nel gioco del Caldiero. Benedetti sulla corsia di destra, palla, occhio per Tassotti dentro l'area e va a dare l'ammonizione. Ammonizione per il numero 8, che è De Carli. Non è Tassotti ma è De Carli, è uno dei due giovani. Comunque abbastanza palese, dai. Palese il tuffo di De Carli, che ci ha provato, ma l'arbitro era lì vicino, era ben appostato. Classe 2001, Francesco De Carli. Ammonizione, manca pochissimo. Aspettiamo. Siamo in attesa anche magari dell'eventuale recupero qui allo stadio Mario Berti. Mannarin, palla al piede, fuori sulla destra per Burato si appoggia di nuovo a Mannarin, che può mettere la palla a rimorchio con Zerbato che cerca il tacco. Era da solo ed ha cercato il tacco Lorenzo Zerbato. Ci ha provato, ha fatto la cosa più difficile. Lorenzo Zerbato dentro l'area piccola. Lorenzo Zerbato ha tentato con il tacco e da lì magari voleva fare qualcosa di bellissimo, di indimenticabile, ma era meglio una bordata forte. Metterla in cassaforte e fare gol facile. Sicuro non aiuta questo episodio. No. Adesso occhio, perché il Feltre riparte a tutta velocità, forse troppa, infatti la palla era un'occasione. Termina sul fondo. d'oro. Un'occasione d'oro. Penso l'occasione più nitida di tutta la partita. A 2 metri dentro l'area piccola. Dentro l'area piccola. Era stato un colpo di tacco, tra l'altro, di Zanazzi a liberarlo. Quello sì, utilissimo. Lo di Zerbato no, perché avrebbe anche potuto girarsi. E invece, con questo grosso boccone amaro, termina questo primo tempo. Punteggio di 0-1. Union Feltre avanti. La rete di Giacomazzi. Union Feltre in 10. Tutta una ripresa adesso da vivere, sempre qui con noi, sperando di raccontarvi un secondo tempo diverso, almeno nel risultato. Finisce il primo tempo, Feltre avanti 1-0, Caldiero che però ha un uomo in più e bisogna sfruttare questa cosa nella ripresa. Tra poco da Alessio Faccincani e Stefano Brusco. A dopo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia.
quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Il professore!
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Il professore! Cambio delle file del cantiere, esce il numero 11
Zanazzi entra con il numero 13 Bernardinello. Riprendiamo. Buon secondo tempo a quanti ti stanno guardando sulla nostra pagina Facebook. Secondo tempo di Caldiero Feltre, con Braga in campo in questo secondo tempo. Cambiano un po' i giovani, Braga e Bernardinello dentro in questa ripresa per provare a cambiare le sorti di questa partita. È uscito Zanazzi, è uscito anche Baldani, sono usciti i giovani. Non cambia niente. Dentro due giovani, non cambia niente dal punto di vista tattico. Ma ovviamente con forze fresche. Poi vedremo quando arriverà invece il turno di Daniele Proc. Intanto occhio a Manarin che prova ad andarsene sulla fascia di destra, però non riesce Luca Manarin a ripartire. Ricordiamo il punteggio con cui si è concluso questo primo tempo. Caldiero 0, Feltre 1, la rete di Giacomazzi. Per il Caldiero tante occasioni, la traversa di Alberto Filiciotto, l'uomo che adesso sta smistando il gioco, ed anche un'occasionissima sciupata da Lorenzo Zerbato. Peli intanto va il cross dentro, ma la palla è direttamente su Corasaniti. Fino a qui baluardo insuperabile del Feltre, portiere non altissimo Corasaniti, ma che importa degli ottimi riflessi. L'impressione è buona, Stefano. Migliore in campo del Feltre in assoluto. Corasanitis, lui e anche Petaren che sta dimostrando l'esperienza che ha, sta facendo vedere. Mi ricorda un po' Corasaniti per impostazione fisica Cinghialone Peruzzi, mi verrebbe. Sì. La linea è quella. Comunque entrambi i portieri non sono altissimi fisicamente, ma vediamo come si svolge questo secondo tempo. Caldiero che deve fare la partita come ha concluso il primo tempo, deve ricominciare da lì. Il Feltre che si è già rimesso dietro, non è cambiato molto. È tornato a fare la diga, esatto, davanti alla difesa. Sta provando a mettere il pullman in Feltre nell'area di rigore. Mi hai rubato le parole di bocca con gli autobus dentro l'area, con palla per Zerbato che è solo davanti al portiere, ma si fa rimontare un attimo prima di calciare da Miniati. E lì bisogna essere più aggressivi su quel genere di palloni. Era stato bravo all'inizio a mettersi davanti al difensore, poi però ha rimontato Miniati, ha perso l'attimo giusto, Stefano. Sì, sembrava una palla persa che Lorenzo ha recuperato, poi è stato bravo il difensore a recuperare Lorenzo, che forse poteva servire a Manarin che stava arrivando da dietro, stava arrivando dal lato. Diciamo che questi primi minuti sono importanti perché bisogna cercare di riprenderlo. Questo punteggio, poi potrebbero aprirsi anche prospettive importanti secondo me in questa partita, ma il punto dell'1-1 è quello cruciale, fondamentale, per poi anche a livello psicologico dare un'impronta a questo secondo tempo. Peli intanto che lotta, la palla passa in qualche modo con l'aiuto di Braga, va il cross, Braga, palla sul secondo palo, Bedin con il petto e poi il numero 3 Toniolo a lanciare lontano. Baschirotto va subito al recupero del pallone, Baschirotto che lotta con Bedin, fallo di reazione, questo è rosso di Bedin, rosso, ed è secondo rosso per il Feltre con Bedin. 9 contro 11 perché ha commesso una sciocchezza Bedin. Fallo di reazione. Baschirotto e Bedin si erano agganciati, il duello è andato avanti un po' troppo e Bedin ha un cartellino l'arbitro, ha un altro cartellino l'arbitro in mano, penso nei confronti di Baschirotto per il fallo, perché aveva fatto un normalissimo fallo a metà campo e dopo la reazione inspiegabile del giocatore numero 16 di Bedin. Quindi anche Bedin espulso, seconda espulsione. Reazione inspiegabile, Alessio, sembra che abbia dato una gomitata, un pugno in faccia a Baschirotto. Bedin, classe 89, tra l'altro giocatore anche d'esperienza. Baschirotto dovrebbe essere ammonito, il giallo per Baschirotto, ed è giusto. Un giallo giusto, insomma. Ed è giusto, il fallo
era 3-2, si erano anche un po' agganciati male. Poteva dare 2 gialli per quello che era successo fino a quel momento lì. Bedin, che intanto sta passando sotto di noi, è andato a commettere una sciocchezza, fallo di reazione, ha dato una sorta di schiaffo, di gomitata al nostro Francesco Baschirotto. E adesso 9 contro 11, e se già la partita prima aveva un canovaccio preciso, adesso lo sarà ancora di più, perché il Feltre sarà sempre più dietro. 9 contro 11. Si sta preparando ad entrare Daniele Proc. Potrebbe tornare molto utile in questo caso. Spazi, poi nello stretto Daniele Proc è uno che può darti tanta tecnica. Porta qualità, porta tempistica. Qualità. Lui è uno che detta tanto i tempi in attacco quando riceve palla, crea molto gli spazi con i suoi movimenti, quindi è un giocatore, salta l'uomo negli spazi brevi. Sono curioso di vedere, Stefano, come si va a disporre adesso il Feltre. Sembra che ci siano 3 difensori. 3-2, 3-3-1-1 in questo momento, anche se ovviamente conta poco il modulo. No, ma sembra proprio che sia messo. No, dai. Diciamo che Benedetti rimane solissimo. 4-3-1 e gli altri sono molto dietro a difesa del fase difensiva 4-3-1. Restano 4 perché sia il numero 7 Tassotti ma anche Toniolo si abbassano, e ci sono Giacomazzi e Nonni poi in mezzo all'area di rigore. Anche qua Lorenzo è andato a cercare un fallo che abbiamo visto che quest'arbitro non ha mai fischiato per tutto il primo tempo, quindi mantiene la linea usata fino ad ora. Baschirotto rientra sul terreno di gioco. Adesso Burato che chiama ovviamente la squadra, perché il Cagliero avrà tantissimi minuti davanti. Siamo al sesto minuto di gioco del secondo tempo. Intanto Burato è tornato a metà campo dopo l'ingresso di Bernardinello. Dopo l'ingresso di Diego Bernardinello. Come è giusto che sia. Intanto occhio, perché Tassotti e Benedetti cercano di ripartire. Filiciotto deve essere bravo a non commettere fallo e non lo commette. Allora si può andare. Adesso il Feltre si metterà tutto dietro la linea della palla con il solo Benedetti davanti. Tanto Bernardinello con un brivido, ma la palla la salva. Burato gira. Diego è partito senza guardare la palla, qua stavano correndo il pallone dietro, non si è capito cosa è successo. Fortunatamente è veloce Diego Bernardinello, è ritornato sul pallone. Federico Peli per Filiciotto. Una gag simpatica questa di Diego Bernardinello. Era troppa la voglia di correre in avanti. Esatto. È un ragazzo che comunque la sua corsa la conosciamo tutti quanti. Bernardinello sul fondo cerca il cross, dovrebbe essere rimessa laterale se non vado errato per il Caldiero. Sì. Adesso serve qualche pallone in più, secondo me dietro le bandierine bisogna mettere qualche pallone, perché altrimenti si perde tempo. Intanto dentro l'area Luca Manarin, fuori da Burato può mettere il cross. Nonni prima di Zerbato. Baschirotto, Filiciotto la mette giù di nuovo, va ancora sulla corsia di destra da Bernardinello nello spazio. Che bella palla. Manarin, bella palla, Nonni la tocca, Peli! Che miracolo! Ecco il miracolo di Corasaniti. Il tiro era centrale, ma è stato riflesso puro di Corasaniti. Ma signori, dobbiamo prenderlo. Questo 1-1, palla ancora dentro, fuori, sputata dal Feltre. Burato, corsia dentro per Manarin fuori da Filiciotto, però non c'era lo spazio lì per andare. Viviani verso Burato, è tutto buono, posizione regolare, va Burato ma sbaglia tutto. Sembrava quasi un'azione da calcetto, perché eravamo tutti dentro l'area di rigore. Però purtroppo non è arrivata la botta, quella finale. Esatto, l'ha messa male, ha sbagliato completamente il cross. Peccato, perché era una bella azione, eravamo messi bene dentro, eravamo disposti bene in quattro attaccanti. Un po' di frenesia anche qua forse dalla parte dei giocatori del Caldiero. Pegli ha sbagliato un'altra grandissima opportunità, ormai non le contiamo neanche più.
le occasioni sbagliate purtroppo di questa gara, fino a qui stregata, perché Corasaniti le ha prese tutte e quando non è arrivato Corasaniti, attenzione, rosso Bernardinello che è andato fuori tempo. Magari l'intervento non era nemmeno da rosso, ma quando forse si è in 9, esatto. diciamo 9 contro 11, il primo intervento duro del Caldiero, rosso diretto a metà campo, così viene punito. Poi eccessivo forse, Alessio. Però Bernardinello doveva stare attento. Bernardinello. Adesso Diego non deve parlare tanto, che l'arbitro non faccia tanta polemica. 10 contro 11. E di sicuro l'arbitro i cartellini li estrae, non ha paura. 10 contro 9, pardon. Diego che esce dal campo, tutti gli chiedono di uscire velocemente perché ovviamente altrimenti perde solo tempo. Si è arrabbiato Bernardinello. Giustamente anche, forse. Noi siamo lontani, però insomma un fallo a metà campo. Fallo a metà campo da arancione, come ci suggeriscono anche dalla regia, diciamo da dietro, ma purtroppo l'arbitro con un feltre in 9 è andato subito a punire il Caldiero per questa entrata poi un po' discutibile. Sì, ma poi con un giocatore appena entrato, anche al primo intervento che ha fatto, rosso così, forse è un po' eccessivo la decisione dell'arbitro Caruso. Filiciotto, rimaniamo però sempre con un uomo in più e quindi con la possibilità di far male all'Union Feltre. Filiciotto, la partita non cambia, comunque sempre Caldiero in attacco e Feltre in difesa. Da lì non si scappa, Manarin sulla tre quarti, si accentra Manarin, va verso il limite dell'area, la botta che parte ma viene respinta. Secondo me non era male questo tiro, era partito bene il tiro di Manarin. Sì, era bello teso, verso Braga sulla sinistra che deve mettere dentro il pallone, un po' a metà questo pallone, infatti il Feltre lo ributta fuori. Braga per Manarin contro tutti, il fallo lo subisce. È giallo. E questo dovrebbe essere giallo di De Carli. Con proteste anche. Era già ammonito De Carli perché era stato ammonito per simulazione nel primo tempo. Graziato? Abbastanza graziato perché il fallo c'era, soprattutto anche le proteste dopo. Si è urlato in faccia all'arbitro in maniera... L'arbitro non se l'è sentita. Sì, era abbastanza clamorosa. Di estrarre il secondo giallo ai danni di De Carli, che però ha rischiato in questa circostanza. Forse era meno scandaloso un rosso adesso che no. Adesso Burato che dalla sinistra metterà dentro il pallone con il destro, però cerca invece fuori Filiciotto, si ripete lo schema, va Filiciotto! C'è sempre lui. Però c'era Braga che ha commesso un fallo in precedenza al limite, il tiro era partito bene, Corasaniti come al solito c'era arrivato. Era un tiro centrale che è andato a deviare coi pugni. Era andato ad alzarlo con i pugni, però il fallo era stato in precedenza di Braga al limite dell'area. Corasaniti, rinvio e siamo al decimo minuto del secondo tempo. Benedetti in avanti per il Feltre, attaccante bellunese contro due, Rossi è intelligente, Viviani per Lorenzo Zerbato. Adesso un po' di metri dobbiamo recuperarli, non ce la facciamo perché Miniati ha letto bene la traiettoria. De Carli per Miniati, serve come il pane secondo te Daniele Proc? Sì, penso che deve entrare Daniele, perché adesso stanno creando degli spazi, esatto, Proc, forse anche per quello che il mister sta un aspettando a inserirlo. Peli bella. Va al traversone dall'altra parte, un po' lunga per Viviani però, e qui anche Peli avrebbe potuto metterla meglio. Bella giocata di Peli però questa. La giocata c'era, che è mancata la precisione. Stiamo avvicinando verso il quarto d'ora del secondo tempo, il punteggio è sempre di 1-0 per il Feltre. Sta entrando, penso, Daniele Proc, si sta togliendo la casacca, è il momento di... Classica ultima mezz'ora per Proc.
che può essere un giocatore sicuramente importante per questo finale di partita. Tanto Benedetti contro Burato, Benedetti che adesso si sta anche esaltando nel duello fisico, cosa che non era accaduta nel primo tempo. Va Benedetti, prova a guadagnare metri, poi Baschirotto, siamo sempre in un in più, non dimentichiamocelo. Ieri con una calma olimpica, un po' troppa calma della ripartenza dal basso qua del Aldegheri, però la palla... Vediamo molto però, perché essere così calmi con un uomo lì vicino è difficile. Infatti lui non ha fatto una piega, ha fatto una gran palla, un gran passaggio, è stato bravissimo. Zerbato, intanto sulla fascia sinistra per Braga, di nuovo da Zerbato, potrebbe ancora uscire da Filiciotto. Filiciotto apre molto bene per Burato, Feltri un po' scoperto da quella parte, però perde un tempo di gioco Burato, si va fuori da Filiciotto che calcia ancora, sempre Murato. Adesso Filiciotto si sta un po', secondo me, intestardendo col tiro da fuori. Sì. Infatti anche il mister mi sembra che sia andato a richiamare. Viviani si fa sentire in campo. Viviani si fa sentire da senatore, sempre con i giovani. Fuori Viviani. Fuori proprio Viviani. Ed entra Daniele Proc, come vi avevamo preannunciato. Dentro Proc, e adesso ci sono praticamente 4 attaccanti, d'altronde in superiorità numerica. Bisogna anche rischiare. Zerbato, Proc, Peli e Manarin vanno sulle corsie. Ci sia Peli a sinistra, Manarin a destra e Zerbato e Daniele. Zerbato e Proc in mezzo. E Burato. Zerbato, pardon. E Proc in mezzo. Stavo guardando un po' invece l'assetto del centrocampo. Filiciotto come play. Con dietro sempre Rossi e Baschirotto. Intanto Peli per Proc che tocca il primo pallone della sua gara. Daniele Proc, palla al piede, dietro da Francesco Braga. Filiciotto, ancora da Braga. La corsia è quella di sinistra. Attenzione a Braga, di nuovo da Proc che si divincola bene, fuori da Filiciotto. Palla per Manarin che al limite dell'area. Manarin cerca lo spazio, viene murato. Ancora da Peli che cerca di saltare Tassotti. È mancato poco. Finito il campo. Alla fine ha toccato anche Tassotti. Calcio d'angolo. Ennesimo calcio d'angolo, Alessio. Siamo al 18esimo di questo secondo tempo. Ennesimo calcio d'angolo. Siamo tutti in area, c'è soltanto Burato fuori. Filiciotto, attenzione a Manarin. Incrocio pieno. Filiciotto. No, questa è frenesia, Alessio. È un po' di frenesia, un po' di fretta. Qualcosa che assolutamente non ci stava. Però tanta sfortuna, perché secondo palo, tante parate di Corasaniti. Anche qui Manarin è andato a prendere l'incrocio. Da posizione veramente defilata. Da calcio d'angolo. È stata un po' di sfortuna adesso anche, perché comunque... Non bisogna però lasciarsi vincere dalla sfortuna, bisogna continuare ad attaccare perché, come detto, può accadere di tutto. E De Carli, rosso, secondo giallo. E questo è il terzo rosso della partita. Gliel'ha promessa prima Alessio quando era stato graziato su una protesta. Vita, perché Manarin gli ha spostato il pallone. Gamba tesa a metà campo. 8 contro 10. Gamba tesa 8 contro 10. Vediamo adesso, perché c'è un conciliabolo tra l'arbitro e il guardalinee. A me sembrerebbe abbastanza netto. Zanuttiga che si arrabbia, però il giallo ci sta tutto. Qui il Feltre non dovrebbe nemmeno protestare. Palese, allora, era palese questo. Ti dico, la prima espulsione, la seconda espulsione, sono stati 2 rossi diretti. Primo fallo su Lorenzo da ultimo uomo, quindi niente da dire. Il secondo un'ingenuità del giocatore numero 16 Bedin, che ha dato una sbarla, una gomitata a Baschirotto. Adesso il giocatore numero, non vedo che giocatore è, numero 8 De Carli. Il numero 8, già ammonito, perdonato qualche minuto fa per un fallo che poi ha protestato, l'arbitro gli ha fatto segno di star calmo. Alla prima occasione fa un'entrata così a gamba tesa al limite dell'area
secondo giallo, il regolamento parla chiaro. Mi dispiace ovviamente per il Feltre, ma sono state tutte espulsioni anche da regolamenti ineccepibili. Due rossi diretti, Alessio, c'è poco da dire. Questo qua è un doppio giallo, ma tra l'altro il primo giallo preso per una simulazione. Per una simulazione assolutamente corretta, e anche questo secondo giallo è corretta. Capiamo il nervosismo, ma a livello di regolamento il regolamento parla chiaro, insomma, non è che non puoi non ammonire e espellere perché sono già stati espulsi i tuoi compagni. Queste sono le decisioni. Burato adesso 8 contro 10. Muanarini in area, palla nel mucchio, non ci credo, ancora di tacco. Non passa Burato, però adesso in 8 contro 10 il Feltre diciamo che sarà ancora più in difficoltà. Manarin scappa a 2, prova dal limite, parte Corasaniti. Anche questa l'ha presa. Sta facendo la partita della vita, mi sembra, Alessio Corasaniti, veramente le sta prendendo tutte. Corasaniti ha parato anche questa. Intanto Peli dentro l'area di rigore, Peli deve ragionare, adesso arriva il tiro fuori. Bisogna essere meno frenetici, secondo me, ragionare un filo di più, perché adesso in 8 contro 10 di spazi in questi ultimi 25 minuti ce ne saranno parecchi. Un altro cambio offensivo dentro Tamponi, ed è giusto così, perché in 8 contro 10 devi mettere dentro un'altra punta, vediamo chi toglie. Potrebbe togliere anche Peli, secondo me. Penso di Peli o suave, a meno che non rischia di togliere un difensore addirittura. Dovrebbe anche giocare con Rossi contro Benedetti, vedremo. Braga, palla per Federico Peli sulla corsia di sinistra, si torna da Lorenzo Zerbato al limite per Burato, dentro per Proc che è troppo altruista. Era liberato il varco lì, Sono le giocate di Daniele queste, che lui ti dà il passaggio di prima sullo spazio e se non sei pronto. Tanto Manarin commette fallo. Ogni volta che l'arbitro arriva c'è il terrore Vediamo adesso la sostituzione per il Caldiero. Siamo al 22esimo di questo secondo tempo. Numero 6 Baschirotto, entra il numero 20 Tamponi. Allora, previsione di Stefano Brusco corretta, un solo difensore centrale, d'altronde c'è poco da difendere, bisogna attaccare. Esatto. Non abbiamo mai visto tutti gli attaccanti del Cagliari insieme sul terreno 5 attaccanti in campo, mi sembra, mi correggi? Credo che sia la prima volta in questa stagione, d'altronde la situazione anche lo permette. 8 contro 10, con 5 attaccanti sul terreno di gioco. Vediamo se Burato andrà a fare il centrale, gli manca solo quello. E poi ha giocato dappertutto. Sembra sia giochiamo a 3, sembra, con Zanazzi, no, con Braga, scusa, Rossi e Burato. Mi correggi? Diciamo che Burato gioca più basso di prima. Adesso diciamo che lo schema del Caldiero è praticamente tutti in avanti. Zerbato, c'è tanto spazio, ma Corasaniti c'era Peli libero, però è andato a parare qui. Anche qui Lorenzo Zerbato si è lasciato ingolosire dallo spazio. Peli era completamente libero, però era troppo largo, forse avrebbe dovuto tagliare. Sì, era un po' fermo, siamo un po' troppo frettolosi in certe occasioni. Peli. Adesso sulla tre quarti al limite ci arriviamo come vogliamo, perché d'altronde abbiamo 2 uomini in più. Bisogna soltanto essere lucidi nell'ultimo passaggio. Esatto. Manca quello in questa partita. Intanto Rossi di testa, rimessa laterale. Adesso il Feltre ci metterà un minuto a rimessa, credo. Ma i tempi sono questi, ma l'arbitro mi sembra, insomma, una persona che nel primo tempo ha fatto recuperare quello che bisognava recuperare, quindi questa partita bisogna ripartire veloci per... Tassotti intanto non raccoglie. Allora di nuovo Caldiero in avanti con Manarin. Zerbato verso il limite dell'area, va fuori da Proc che cerca invece dall'altra parte Peli. Un filo lungo questo passaggio, troppo lungo questo passaggio. Ha cercato di aprire troppo Daniele, che di solito su queste palle qua le controlla, fa anche 2 tocchi, cerca anche il tiro da fuori, non è nuovo a questi colpi. Si vede che voleva mettere il compagno 20 minuti. Voleva mettere il compagno in una posizione più favorevole della sua. No. Filiciotto sbaglia il controllo. Dobbiamo, secondo me,
mantenere la lucidità, perché la stiamo un po' perdendo. Sì, siamo un po' agitati adesso. Teniamo forse troppo l'obbligo di riprendere questa partita. E di solito giocando con la pressione si gioca peggio. Braga. Rossi, bisogna provare a impostarla anche dal basso. Abbiamo 5 torri davanti, quindi anche semplicemente muoverle in maniera semplice può farti creare superiorità. Intanto Manarin, che la superiorità prova a crearsela da solo. Manarin va al cross, Tamponi, angolo, tocca, no, sarà rinvio. È stato Tamponi l'ultimo a toccare. Comunque sul cross di Manarin Tamponi era pressato, ce n'erano 2 dietro di lui completamente liberi. Sì, solita scena del portiere. Sarebbe bastato poi magari che quel pallone passasse. Esatto. Intanto dentro il numero 20 del Feltre, Lorenzo Moscatelli. Entra una punta, Moscatelli, ed esce Benedetti. Non cambia niente nel cambio che stanno facendo, perché è una punta per una Moscatelli punta. che è un attaccante fisico, che può... È tanto alto lui, sembra... Che può magari mantenere alta la manovra, può anche difendere il pallone. Benedetti un po' ovviamente in difficoltà in questa partita. Non sono poi le caratteristiche di Benedetti queste. Tanto lungo Corasaniti, mancano 20 minuti alla fine, il Caldiero è sotto nel punteggio in maniera anche abbastanza inspiegabile per quella che è stata abbiamo fatto un errore di lettura dopo 4 minuti su quel gol, ha colpito da solo e siamo sotto e stiamo ancora subendo. Manarin al limite, va il calcio, palo, Tamponi, traversa, ma no! Ma è impossibile! Incredibile. È impossibile. Incredibile. È impossibile. Incredibile. 18 per Braga. Ancora il cross, Braga, Nonni la manda via. È stato Peli a sbagliare, Pazzesco, è stato Tamponi l'ultimo a toccare il pallone. Palo e traversa. Incredibile. Zerbato, va il cross. Rossi. Murato, la gira per Peli che aggancia, potrebbe servire Braga. Braga cerca il cross, Pettarin con il corpo. Ancora Federico Peli in area di rigore, occhio a Federico Peli che cerca la conclusione. Bassa, ci arriva Corasaniti. Troppo piano, troppo lenta. Sinceramente era ben angolata, di partite, ma palo e traversa nella stessa azione si vede raramente. L'ultima volta che l'ho visto è stato, mi sembra, un Milan-Lazio Ibrahimovic che ha fatto un palo fuori sulla linea di porta. A mente è l'unica cosa che mi ricordo. Soprattutto Tamponi aveva tutto lo specchio vuoto, non c'era più nessuno. Inspiegabile come ha fatto a prendere la porta da lì. Ha colpito invece la traversa. Peccato. Intanto Moscatelli lotta con Filiciotto. Alla fine in qualche maniera gliela portiamo via Moscatelli. Poi Burato che deve liberarsi di questo pallone. Serve Manarin che sta prendendo un paio di spinte ogni azione, ma non ha paura. Adesso Braga deve portarla. Invece va da Federico Peli. Peli che cercherà di accentrarsi. Attenzione al nuovo Tross, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, e poi c'è il fallo. Bisogna giocare facile, c'erano 4 persone. Sembra che erano spariti i palloni, invece sono stati ritrovati. Cosa serve per trovare questo benedetto gol? Perché mancano ormai 17 minuti. Si sta giocando ad una sola porta Alessio, dopo 70 minuti. Dopo 2 traverse, 2 pali, cosa abbiamo? 3-4 legni presi in una partita, occasioni abbastanza clamorose, sbagliate. Manca un po' di fortuna, penso, adesso, perché veramente è davvero anche difficile imputare qualcosa. No, la sfortuna, ti dico, l'abbiamo vista, ce l'abbiamo avuta, ma manca un po' di fortuna adesso. Braga sulla sinistra, si va da Peli. Io rimango sempre della mia idea che un gol cambierebbe tutto in questa partita. Braga per Filiciotto. Filiciotto che cerca un passaggio su cui Burato non può arrivare. Quarto d'ora e stanno già buttando il pallone. È stato Moscatelli a calciare lontano. Rossi per Burato. 8 contro 10. Ancora 16 minuti più recupero. Filiciotto. Dobbiamo continuare su questa linea. Palla perfetta per Braga che può mettere il traversone, che non è però un granché. Vediamo se Manarin ci arriva lo stesso.
scivola l'uomo davanti a Manarin, che trattasi di Toniolo, che poi libera, sarà ancora rimessa per il Caldiero. Mezz'ora ormai del secondo tempo. Dobbiamo cercare un po' di più, secondo me, Daniele davanti, Daniele Proc, per cercare di portarlo a fare l'1 contro 1. Manarin dentro, cross viene comunque letto bene da Corasaniti, assolutamente il migliore in campo. Intanto adesso cominciano le sceneggiate, cominciano anche i giocatori del Feltre a perdere qualche secondo. Corasaniti manda il pallone fuori. È rimasto per terra un giocatore del Feltre. Il sanitario del Feltre cammina. L'arbitro non gli dice nulla. Abbastanza palese questa sceneggiata, Alessio. Altro cambio intanto. Intanto c'è un cambio nelle fila del Feltre. D'altronde 8 contro 10 il Feltre adesso ad ogni minimo fruscio di vento, definiamolo così, sono per terra, sono fermi per terra. Abbiamo viste tante di scene così comunque, Alessio, vero? Non è nulla di nuovo. Ci sarà un cambio per il Feltre. Sinceramente però per un crampo non ho mai visto perdere 2 minuti. Dovremmo recuperare, se no Toniolo sta scattando il secondo minuto adesso. Toniolo esce. Cosa dici, Alessio? Cosa pensi? In questo momento Davide Rossi, vedremo intanto dove si posiziona. Credo che per il Caldiero la missione però debba essere assolutamente quella di fare gol, perché perdere una partita di questo tipo anche a livello psicologico potrebbe avere pesanti ripercussioni. Perdere una partita con una doppia superiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Intanto Moscatelli si prende fallo. Lorenzo Moscatelli, classe 95. Allora il Feltre può respirare. Siamo al 32esimo del Sì, ma non puoi mettere 30 tempo. secondi per battere una punta. Pettarin mi sembra in fuorigioco Moscatelli. Sì. Ed infatti è così. E allora si ritorna adesso ad attaccare. Mi aspetto un recupero sostanzioso, Alessio, perché 30 secondi per battere una punizione, 2 minuti per un crampo. C'è stato anche il cambio. Diciamo che degli ultimi 3 minuti si è giocato 30 secondi. Tanto esatto. Peli qua scivola purtroppo. Sì, vabbè. Solito 30 secondi per battere. Adesso dice a Corasaniti di evitare queste cadute, diciamo, per i fotografi. Corasaniti pronto al rinvio. Portiere del Feltre che va lungo. Filiciotto aggancia Aldegheri per Francesco Braga. Pallone che rimane in campo, si gira dall'altra parte dove c'è Burato. Manarin salta l'uomo, Manarin sulla destra, trova Daniele Proc, bisogna metterlo bene questo pallone, va Proc dentro l'area, scivola Zerbato, fallo di mano, che poi commette fallo di mano. Forse però Zerbato era stato, secondo me, anche trattenuto dentro l'area, l'arbitro ha lasciato correre. Non c'erano gli estremi per un fallo di rigore, però anche in questo caso Tamponi ha gestito male una bella palla. Uno con la fisicità che lui non può andare giù per terra così con un pallone abbastanza pulito dato da Daniele. Bisogna stare un po' più attenti davanti. Siamo al 34esimo. 30 secondi per battere questo calcio piazzato. Moscatelli si aggancia con Rossi, tutto buono. Adesso Miniati cercherà un compagno, lo trova. Palla dietro per Nonni lungo. Palla che dovrebbe essere del nostro Alberto Filiciotto, che riparte a testa bassa. Deve tener palla e niente, torniamo indietro. Bisogna giocare semplice e muovere questo pallone, costringere il Feltre ad uscire da quella zona di campo. Filiciotto, l'apertura, l'ennesima sulla destra, si va da Proc contro Miniati.
Proc, nuovo cross sul secondo palo, Peli, palla che rimane lì, Tamponi, la palla è entrata, secondo l'arbitro no. La palla è entrata, anzi è calcio d'angolo. Tamponi incredibile. Stanno chiamando il gol in maniera incredibile, non è riuscito a fare gol. Tamponi incredibile. Dalla linea di porta, Alessio. Dalla linea di porta. Dalla linea di porta. L'arbitro concede solo il corner. Si gioca Burato dentro per Zerbato, palla alta. Dalla linea di porta, rimarrà Alessio. il dubbio a vita se quel pallone sia entrato o meno. Alessio, questa a fine partita probabilmente lo sapremo. Sì, a fine partita lo sapremo. Ci dicono che c'è la telecamera dietro, ma poco cambia. Poco cambia. Dietro la porta. 10 minuti, Alessio. Pazzesco che la palla però non sia entrata. Da lì bisogna fare dalla gol. Linea di porta, poi non far ci gol. sono assolutamente giustificazioni, secondo me, anche per la poca cattiveria di Tamponi. Sta diventando stregata questa porta, perché ha avuto 2 palloni facili. Occhio di nuovo Federico Peli che può puntare l'uomo. Peli, attenzione dentro l'area, palla che passa, poi fischia Peli il fallo. Avrebbe anche sbagliato però Federico Peli in ogni caso. Bisogna fare come hai fatto adesso, Alessio. I giocatori con più qualità devono portare palla e fare entrare in area. Bisogna entrare in area per far gol e le occasioni le abbiamo avute, perché non puoi dire che non abbiamo avuto le occasioni. Abbiamo avuto... Siamo al 36. Sono rimasto senza parole, perché lo dico io che sono senza parole, è un problema, vero? Pazzesco 30 davvero secondi. quello che è accaduto. Siamo al 36esimo, mancano 9 minuti più recupero. Una partita incredibile. Tamponi che ha sbagliato 2 gol sulla linea di porta in questo secondo tempo. Il secondo, cioè, uno più incredibile dell'altro, il secondo dalla linea di porta. Poca voglia di buttarla dentro, pazzesco. Comunque Tamponi ha sbagliato, ma il portiere loro l'ha presa anche adesso. Che in qualche modo ci arriva sempre. Applausi per Corasaniti. Manarin la gira per Braga. Braga deve aggredire questo pallone. Adesso solo Zerbato e Tamponi dentro l'area. Bisogna andare un po' di più perché gli uomini ce l'abbiamo. Filiciotto prova il tiro, fuori Filiciotto, che però lo spazio l'aveva visto e secondo me ha fatto anche bene a provare a calciare. Sì, aveva lo spazio, aveva visto la porta. Secondo me se prendeva lo specchio stavolta era gol. Secondo me poi da qua sembrava ben indirizzata e il portiere non sembrava in traiettoria. Per la prima volta di oggi possiamo dire che 37 di questo secondo tempo, 8 minuti ancora di una partita stregata. Fino a qui partita stregata tra Cagliero e Feltre. Sì, non ci ho mai visto una cosa del genere, ma soprattutto l'8 7 contro 1, 7 contro 10, 8 contro 10, scusami, 8 contro 10, ma tutti i pali che abbiamo preso 6 pali. Burato per Manarin, si va dentro da Burato, arriva l'ennesimo traversone, va a Zerbato, fuori per Peli e adesso ad ogni minima spinta l'arbitro poi fischia. Diciamo che il metro è cambiato rispetto all'inizio della della adesso non lo so, sta fischiando un po' troppo. Giustamente il Feltre fa il proprio gioco. Adesso è rimasto per terra il numero 18 Rossi, appena entrato, che vi assicuriamo stare molto bene. Si è già rialzato. Siamo a 6 minuti dalla fine. 6 minuti dalla fine. Cagliero 0, Feltre 1. Sta perdendo un po' troppo tempo adesso, però. Immaginiamo almeno 5-6 minuti di recupero. Se fossero di più non c'è niente da... Non è una sorpresa. Tassotti. Soave a testa china. Anche lui fa fatica a spiegarsi quanto sta accadendo. Ci penso che per un allenatore sia una situazione abbastanza difficile in panchina. Vedere la propria squadra esprimersi in questo modo, manca soltanto quel gol. Intanto Manarin, l'ennesima giallo. Discesa, giallo per Tassotti. Non è ammonito, vero no? Non è ammonito, si rimane in 8 contro 10. Questa c'era, assolutamente. No, ma l'arbitro della gestione dei cartellini è stato quasi perfetto.
forse su Bernardinello è stato un po' troppo duro dargli un rosso diretto per un fallo a metà campo. Era d'arancione, ma la situazione secondo me anche ha favorito il rosso. Sì. L'espulsione di Bernardinello, che però ha commesso un'ingenuità perché era appena entrato e da subito purtroppo ha lasciato la squadra in 10 uomini. Burato per Filiciotto, si va da Manarin, l'ennesima discesa di Burato che va al cross ma sbaglia tutto. Ha sbagliato tutto Burato, che qualche errore lo ha commesso oggi pomeriggio. Corasaniti che si lamenta con il nostro numero 5 Jacopo Rossi, che è andato a posizionargli il pallone. E lui inspiegabilmente il portiere è andato a spostarlo anche giustamente. Corasaniti adesso si sistema i tacchetti, l'arbitro non dice assolutamente nulla, invece magari avrebbe dovuto secondo me ammonirlo già da qualche minuto, così avrebbe lanciato un segnale comunque al portiere del Feltre. Siamo al 40° di questo secondo tempo. Bisogna cominciare di 1-0 per il Feltre, nonostante la doppia superiorità numerica. Manarin prova, lui sta giocando molto bene Manarin per Peli, cross ma dentro, mettila, tira forte quella palla lì, però arriva Pettarin, altro corner, tutti a saltare. C'è molto poco da tenere. Penso che ci sia anche un po' di stanchezza da parte di Peli. Peli riceve subito il pallone, va al limite, va da Zerbato, la deviazione, palla ancora buona. Braga si deve continuare ad attaccare. Federico Peli va all'ennesimo cross, ci sono però solo maglie del Feltre in quella situazione. Bisogna riaprire il gioco, lo fa bene Burato per Filiciotto. Filiciotto vicino alla bandierina, Manarin, occhio a Manarin in area di rigore, Manarin che serve fuori Daniele Proc che forse scivola, ma poi serve Manarin. Burato, arriva il pallone dentro, c'è solo Miniati su quella situazione e allora ci sarà un'altra rimessa per il Caldiero. Manarin, palla al piede di Manarin che va al tiro, che ancora la partita è la partita di Corasaniti. È la partita di Corasaniti, cioè nulla da dire. Pazzesca anche questa. Grandissima parata anche questa. Proc si deve continuare ad attaccare. Daniele Proc, il cross dentro l'area, tocca però Pettarin. C'era Braga c'erano sia Rossi che Braga. L'ha presa Pettarin. Corner, si continua ad attaccare, l'arbitro è in mezzo. Filiciotto calcia, ma ha affrettato la conclusione. È stato stimolato dalla traversa Feliciotto oggi e ha provato un po' troppo spesso. 42-25. Vi stiamo raccontando una partita stregata fino a qui per il Caldiero, 8-10. Sta vincendo il Feltre per l'unico vero tiro della partita, unica chance al quarto minuto, in questa partita. Quinto minuto del primo tempo. Adesso deve uscire Aldegheri. Subisce anche fallo Rossi da Moscatelli. Rossi deve stare tranquillo. Esatto, deve stare zitto. Perché bisogna giocare, bisogna mettere tutto quello che è rimasto. Peli al limite per Proc. Proc che potrebbe andare sulla destra ma sbaglia, la palla va da Burato che non la tiene. Proc ha cercato un passaggio impossibile. Mi aspettavo di più anche da Daniele Proc, da quando è entrato. Purtroppo non è riuscito a dare un cambio alla manovra del Caldiero. 43-20. Mi aspettavo un po' più di personalità, però che attaccasse un po' più la porta lui, che è forte su questa cosa, insomma è tra le sue doti. Corasaniti, adesso c'è anche un po' di mal di schiena, almeno fa cenno Corasaniti. Feltre che ricordiamo però non sta assolutamente rubando nulla. No, Corasaniti sta guadagnando lo stipendio oggi, perché sta giocando una partita di estremo sacrificio. Tanta magari fortuna in alcune circostanze, ma in 8-10 serve anche quella. Zerbato sbaglia il controllo. Peli con Miniati. Caldiero anche abbastanza sfiduciato secondo me in questo momento. Adesso Rossi
per la rimessa. Siamo a 40 secondi da recupero. Intanto Moscatelli dà una gomitata, però per l'arbitro non c'è nulla. No, non... E adesso arriverà il 45esimo su questa rimessa. Si può parlare di una partita assurda. Braga. Può parlare di una partita assurda, proprio una cosa mai vista, l'ho vista raramente. Burato per Manarin. Manarin punta per l'ennesima volta, apre per Rossi, anche lui sulla corsia. Rossi va da Manarin che viene atterrato, calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione dal limite. Quando siamo al 45esimo, 4 minuti di recupero. E basta. Sono un po' pochi 4 minuti secondo me, Alessio. Comunque mi dicono dalla regia che il campo d'Arsego sta vincendo. Quindi il risultato non favorevole per il Feltre. Al momento sì. 45-22. Andrà Filiciotto. Vedremo se accadrà qualcosa, signori. Clodiense e Manzanese sembra stiano pareggiando. Adesso seguiamo questo calcio di punizione con Alberto Filiciotto. Siamo all'interno del primo dei 4 minuti di recupero. Adesso dovrebbe battere Filiciotto, palla che non passa. Rossi, attenzione, e fallo in attacco. E c'è il fallo in attacco. E giallo Rossi. E giallo a Rossi, 46, mancano 3 minuti alla fine di questa partita che ha assolutamente dell'incredibile. Assurda. 8 contro 10. E il Caldiero non è riuscito a fare gol, nonostante un sacco di legni ed un sacco di opportunità. Io sono ancora esterrefatto dal gol sbagliato a fine primo tempo e i 2 gol sbagliati adesso da tamponi. Zerbato ha fatto il colpo di tacco a fine primo tempo. Adesso sta diventando una... Scusami, passami il termine, una pagliacciata. Diciamo che sta un po' accentuando. Adesso entrano i sanitari. Poi l'arbitro dovrà recuperare questo tempo. Sanitario che entra con una calma. Siamo al 47esimo, ma d'altronde non si è giocato in questo recupero. Pettarin che è rimasto per terra, adesso però deve uscire Pettarin. Sì, quindi restano termine di regolamento 7. Deve uscire e poi attendere poi che l'arbitro gli ridia l'opportunità di ritornare sul terreno di gioco. Pettarin sta uscendo dal campo, adesso Corasaniti speriamo batta questo rinvio perché siamo al 48esimo. 7 contro 10. Beh, è incredibile quello che sta succedendo. Non stiamo giocando da 2 minuti. No, devi ammonirlo. Non stiamo giocando da 2 minuti. Va ammonito. Ma va ammonito. Va ammonito. Non lo ammonisce. Va ammonito. Assurdo non ammonirlo. No, fallo. Ed anche fallo contro. Diciamo che l'arbitro gli ultimi minuti ha perso completamente diciamo la Trebisonda. Sì, proprio completamente. Ha fatto un'ottima partita fino all'80esimo. Poi quando il Feltre ha iniziato ad accentare, a perdere tempo, lui è Molinaro per Pettarin. Adesso calcio di punizione per il Caldiero, che è incomprensibile, per il Feltre che è incomprensibile perché era stato Moscatelli, secondo me. Sì, un fallo contro, ha dato un fallo a favore della squadra. E allora, calcio di punizione per il Feltre, siamo al 49esimo. Non si sta giocando da 3 minuti. Sicuramente. E non vogliono neanche, secondo me, giocare. Vediamo. Contro. Rimessa per il Feltre e potrebbe anche finire così. Comunque il Feltre sta facendo questo tipo di partita dal quinto minuto, Alessio. Loro dal quinto minuto che sono chiusi in area. Tanto Braga, la palla esce anche questa. Incredibile.
come il Feltre poi porterà a casa questi 3 punti, ma tanti demeriti secondo me sono anche del Caldiero. Bisogna essere lucidi nell'analisi, partita in cui il Caldiero ha tanti demeriti per non essere stato in grado di segnare comunque in doppia superiorità numerica. Le occasioni ci sono state. Adesso la palla passa, vediamo cosa decide l'arbitro. Palla in movimento, ferma il gioco per palla in movimento. L'arbitro in questo finale ci ha messo del suo. sa che ha il fischietto in bocca, Al fischietto in bocca, magari un minuto in più lo fa giocare. 49-47, si va da Manarin. Adesso serve solo una gittata lunga. Partita stregata. Peli va al cross, ma prende la schiena. Incredibile, ed è finita. Incredibile Alessio, non si è mai vista una cosa del genere. Il Feltre spugna il Caldiero per 1-0. E bisogna lodare il portiere del Feltre. Corasaniti straordinario. Per il resto anche noi tanti demeriti, come detto, per non essere stati in grado di segnare un gol in doppia superiorità numerica. Finisce così. Caldiero Feltre 0-1, grazie a Stefano Brusco. Grazie a te Alessio. E noi ci fermiamo con la vittoria del Feltre. Il Feltre spugna Caldiero 1-0 al termine di una partita incredibile. Finisce così. Grazie per averci seguito da Alessio Faccincani. Grazie a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezzenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.